Il campo di tiro con l'arco di Limana sarà completato per la primavera-estate del 2014 e potrà così diventare la prima struttura del genere in provincia di Belluno e una delle prime in Veneto in termini di accessibilità. È questo l'annuncio del campione paralimpico Oscar De Pellegrin dopo il contributo deliberato dalla Regione del Veneto. Sentiamo. La somma servirà principalmente per la realizzazione di un piccolo centro servizi a disposizione dei frequentatori, atleti e semplici appassionati del campo. Per il consigliere regionale Dario Bonda, che ha seguito la partita fin dall'inizio, è il coronamento di un lungo percorso di sport e solidarietà. Il sogno del campione bellunese, medaglia d'oro di tiro con l'arco alle ultime Paralimpiadi di Londra, quindi presto potrà diventare realtà, come spiega lui stesso. La notizia del contributo arriva nel momento migliore possibile, visto che a metà novembre abbiamo ottenuto dal comune di Limana il permesso a costruire, afferma. La SD Arcieri del Piave non perderà tempo. Inizieremo i lavori non appena possibile, con ogni probabilità entro febbraio. L'obiettivo è terminare l'opera già per la primavera-estate, la tabella di marcia del campione. I lavori, spiega sempre De Pellegrin, saranno svolti per lo più in economia, in modo da contenere i costi e consisteranno nella realizzazione di uno spogliatoio e di una sala polivalente. Attualmente il campo di tiro con l'arco di Limana è un piano sfalciato che nel 2012 consentì allo stesso De Pellegrin di allenarsi in vista dell'appuntamento londinese. Il nuovo campo di tiro di Limana diventerà una struttura di riferimento anche per gli atleti da fuori provincia e sarà particolarmente adatto ai portatori di disabilità, un valore aggiunto, rimarca il consigliere Bond. Sono poi orgoglioso del fatto che uno dei nostri più grandi atleti possa finalmente avere uno spazio adeguato nel quale allenarsi. Ancora da Venezia, incentivare l'avviamento alla pratica sportiva nelle scuole del Veneto, statali e paritarie, attraverso un incremento dell'attività motoria